in collaborazione con FNP CISL Udine. Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci all'ultimo appuntamento del 2022 di Sportello Pensionati. In studio con noi Renata Della Ricca, segretaria regionale CISL Friuli Venezia Giulia. Buonasera. E Liliana Della Rovere dell'FNP CISL di Udine. Come state? Tutto a posto? Tutto bene? Bene, bene. Bene. Tutto bene? Bene. Ci sono delle considerazioni da fare, infatti apriamo la nostra trasmissione proprio partendo dalle considerazioni sulla manovra, sulla finanziaria. Ci sono tanti argomenti, no, scottanti da affrontare nell'ambito delle ultime decisioni assunte oppure in itinere, no? Devono ancora essere decise in maniera definitiva dal governo. Da che cosa partiamo? Che siamo arrivati a fine 2022, un anno travagliato anche questo, con tanti eventi. Pensiamo a febbraio che è scoppiata una guerra, quindi che ha portato per le nostre famiglie sia in Italia che anche nella nostra regione delle conseguenze importanti, e a fine settembre con le votazioni, un cambio di governo, siamo arrivati a dicembre adesso con questa manovra di bilancio. Una manovra di bilancio che si concentra per 2/3 su interventi di emergenza, un'emergenza su molte situazioni, anche perché noi non usciamo, abbiamo avuto 2 anni di pandemia da Covid, non siamo ancora usciti perché siamo arrivati alla 4ª dose del vaccino, molti questi Adesso giorni... arrivano voci preoccupanti dalla Cina. Infatti lo vedremo anche nel corso del telegiornale. Insomma. Esatto. Se noi pensiamo, la Lombardia si sono aperti questi voli anche verso l'Italia, dalla Cina all'Italia. La Lombardia ha messo il tampone per chi arriva dalla Cina e hanno scoperto che su 120 passeggeri quasi la metà, 62, erano positive al Covid. Un altro volo invece in 35 erano positivi al Covid, e quindi bisogna fare molta attenzione. Noi come parte sindacale in questi 2 anni abbiamo lavorato molto, abbiamo lavorato con le parti datoriali per mettere in sicurezza il mondo del lavoro, dal manifatturiero all'artigianato, l'industria, al mondo della sanità, il mondo della sanità che è quello che è stato più penalizzato in questi 2 anni. Tanti angeli, perché hanno lavorato anche in situazioni di criticità, ma dopo 2 anni abbiamo dei pronto soccorso che sono intasati con ore e ore di attesa per poter fare delle visite. Quindi ritornando alla nostra manovra di bilancio, una manovra di bilancio che ha confermato e rafforzato diverse misure introdotte dal governo Draghi, però ci sono delle luci e delle ombre. Per noi come CISL, prima delle votazioni, prima che si andasse alle votazioni, avevamo presentato l'agenda sociale che avevamo presentato anche qui durante le trasmissioni, e possiamo dire che anche questo governo certe cose le ha recepite. Ed è per questo che noi non diciamo che
tutta la manovra non va bene, perché ci sono diversi punti che sono stati chiesti da noi, che ci sono all'interno della manovra. Pensiamo alle soglie, l'aumento della soglia ISEE per gli sconti bollette dell'energia, perché la guerra, ma non solo la guerra, perché molti dicono la guerra ha fatto aumentare l'energia e quindi le bollette per le famiglie. Non è vero, perché se noi dobbiamo pensare che la liberalizzazione è avvenuta nel settembre 2021, però è passato un po' in sordina, avevamo altri pensieri ed è attraverso questa la liberalizzazione delle bollette che molti si sono trovati il cambio di gestore all'interno delle bollette, quindi un aumento della soglia dell'ISEE portata a 15.000 è un passo importante. C'è la riduzione dell'IVA nei beni essenziali, la detassazione sugli accordi attraverso degli accordi di secondo livello sulla produttività, un incremento dei prelievi sugli extra profitti. Poi cosa abbiamo? Avremo un aumento dell'assegno unico, abbiamo parlato molto dell'assegno unico, quindi ci sarà un aumento anche dell'assegno unico e da non sottovalutare ci sarà un mese in più per le mamme e i papà. Noi come parte sindacale abbiamo chiesto sia per le mamme che per i papà pagato all'80%, per i genitori fino al sesto anno del bambino. Sono delle piccole cose, ma come dicevo è una manovra che per i 2/3 gli interventi sono stati stanziati per le emergenze, per ricoprire le emergenze. Poi ci sono delle cose che non ci convincono, non ci piacciono, come l'opzione donna, il reinserimento sì, perché dei è stata, voucher. no? Perché anche per l'opzione donna sono stati messi dei paletti importanti. Dei Quindi non c'è paletti, più una sorta di libertà, no? Per le donne. Riteniamo che sia penalizzante e anche discriminante, perché le donne, non tutte le donne sono mamme, ma non è solo per scelta, ma anche perché magari non hanno potuto avere dei figli. E perché io devo essere penalizzata perché non ho avuto dei figli? Cioè è veramente una doppia beffa nella vita, anche perché chi sceglie l'opzione donna viene già penalizzata per un buon 30%. Quindi se una donna decide di lasciare il posto di lavoro anzitempo, evidentemente non se la sente di continuare a lavorare. C'è chi vorrebbe continuare a lavorare a oltranza e non lo può fare, c'è chi invece vorrebbe finire di lavorare magari con queste determinate possibilità e adesso questa possibilità viene preclusa, almeno per quanto riguarda le donne. Esatto, poi c'è il reinserimento dei voucher, che per noi è veramente un reinserimento, una gestione negativa, perché c'è il timore del lavoro grigio e del lavoro nero, perché i voucher erano già normati, no? La reintroduzione non va bene, proprio questa introduzione. In più c'è il Però reddito. per le collaboratrici domestiche, quelle saltuarie, quelle che ti vengono poche ore, anche il libretto famiglia che era stato introdotto poteva essere aggirato in tanti modi. Quindi che tu abbia il voucher, almeno per determinati casi, però per che i tu abbia il libretto lavoratori, famiglia, per i lavoratori del commercio, dei per lavoratori del certi, turismo, per i lavoratori dell'agricoltura, avere un contratto per le giornate che tu lavori e quindi a fine dei mesi lavorati nell'agricoltura puoi accedere. Qui è diverso il discorso. Esatto, cioè è veramente diverso. Quindi su queste
tematiche, noi come CISL riteniamo che sia importantissimo sedersi a dei tavoli, infatti già dal 12 gennaio c'è il primo tavolo col governo sulla salute e sicurezza nel mondo del lavoro, poi c'è il 19 sulle pensioni, perché come parte sindacale per noi è importantissimo contrattare la concertazione, parlare, discutere e ottenere dei miglioramenti. Ecco, poi magari parliamo anche di reddito di cittadinanza. Volevo sentire le novità per quanto riguarda, no, possibilità di aumenti. Ci sono le persone che aspettano di vedersi l'aumento, questa perequazione, sì, perché che stanno aspettando. Sì, sono uscite le prime disposizioni da parte dell'INPS per quello che riguarda la perequazione del 2023, perché quella del 2022 è già stato saldato, quindi dall'1,7 era portato all'1,9 e lo 0,20 è già stato pagato, diciamo, il mese di novembre. Quindi con il 3 gennaio, quindi che è la prima rata possibile di pensione 2023, verrà applicata la perequazione del 7,3%, solamente appunto per tutte le pensioni che arrivano fino a 4 volte il minimo, quindi 2.101. Quindi chi è registrato non solo su una pensione, sul cumulo di eventuali pensioni, perché presso l'INPS c'è il casellario centrale delle pensioni, vengono registrati tutti i pensionati. Su questo casellario, quindi se uno è titolare di una pensione INPS o una pensione di un altro ente, viene cumulata insieme tutte e due e viene applicata la perequazione su tutte e due, poi in calcolo proporzionale. Quindi anche con questo, con due pensioni superando il 2101, per il momento non vengono perequate, quindi verranno perequate successivamente quando verranno approvate eventualmente, adesso questi giorni stanno discutendo, diciamo, per le perequazioni per tutto questo discorso qui, e quindi vedremo successivamente dopo l'approvazione la prima rata utile quale sarà per il conguaglio di quelle pensioni che superano il 2101. Ecco, e figuriamoci, no, quante persone stanno aspettando questi importi, di avere sì, esattamente, sì, sì, perché per le pensioni minime già si è parlato che si va appunto da 5,25 andiamo a 5,63, quindi già si vedono i primi risultati. Per le pensioni sociali da 3,86 andiamo a 4,14. Per gli assegni sociali da 4,69 andiamo a 503 e per gli invalidi civili da 2,92 andiamo a 3,13, quindi abbiamo già i primi importi per quello che riguarda le pensioni più basse. Per quelle altre appunto aspettiamo ancora, sì, prossimamente, ancora un po'. Sì, pochi giorni, diciamo, dopo sapremo tutto. Speriamo, perché perché l'INPS dopo dovrà seguire anche per le altre. Nelle puntate precedenti tu non hai idea di quanti telespettatori hanno telefonato per sapere che aumento avrò, e allora sono tutti lì che attendono, che aspettano, sì, perché sono vedono rimandate le cose. Perché ci sono state queste percentuali applicate, quindi su questo 7,3 al 100% hanno fatto quindi sicuro l'INPS per quello che non dovrà recuperare, quindi sono certe. Quelle successive invece c'è una percentuale che varia, perché prima avevano dato le disposizioni con percentuali, dopo successivamente l'avevano variata. Adesso vediamo in conferma se quello l'ultimo è l'ultimo risultato utile, diciamo. 4, il 5, il 4, il 5, il 3, vedremo che cosa succederà. Intanto aspettiamo, le minime andranno a 600 euro. Sì, per gli ultra 75 anni. 75 per gli ultra 75 anni, esattamente, sì. Ci facciamo una piccola pausa, d'ora in poi potete cominciare a telefonare allo 0432 57 3517 oppure inviare sms al 351 570 5687. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio. Io prima di cominciare a parlare, ad affrontare altre tematiche, sto sorridendo perché penso al grande lavoro che ha fatto Liliana. Vi ricordo, Liliana è volontaria dell'FNP. Il grande lavoro che ha fatto Liliana per calcolare
Le tabelle su tabelle, sì. Ecco, calcolare gli importi. Sì. E Quante pagine hai dovuto studiarti? Boh, erano 51 di prospetti, quindi 51 di prospetti. sì. Ecco, ridiamo perché, Perché adesso bisogna meglio vedere, ridere, no, sì. piuttosto che piangere alla Perché fine dal dell'anno. 1° gennaio E vediamo cosa cambiano, succede. ci sono Sì. altre 51 Quante volte hai pagine. rifatto i conti? Beh, non so se almeno 3-4 volte, perché cambiando le percentuali dopo non mi trovavo più, no? Chiaramente. Sì. E quindi, E quindi per questa volta hai pensato di esimerti? Perché l'INPS addirittura scrive, al fine di evitare la corrisponsione di somme potenzialmente indebite, la rivalutazione applicata è pari al 100% per tutte le pensioni fino a 2101. Quindi è il 7,3 di proequazione solo per queste qua. Le altre sono ferme, quindi Ecco, a quindi gennaio... anche tu sei ferma con i tuoi conti. Quindi a gennaio noi vedremo la nuova tabella con quelle pensioni Sei che arrivata superano... impreparata in trasmissione, Esatto, insomma. sì. Allora, dobbiamo parlare di reddito di cittadinanza. Prima di cominciare a rispondere, che arrivano messaggi, Sì. dobbiamo parlare di reddito di cittadinanza. Reddito di Qual è la cittadinanza? posizione del sindacato? noi siamo un po' contrari perché molte... Chiedo scusa, abbiamo una telefonata in linea, sentiamo chi c'è. Pronto? Buonasera, sono Michele da Monfalcone. Buonasera, Michele? Michele? Sì, Michele. Volevo sapere una cosa. Io sono a lavorare con un contratto globale, a paga globale, no? E volevo sapere, la malattia col contratto a paga globale è coperta? E se il medico mi ha dato 5 giorni di malattia, vengo pagato oppure non vengo pagato? E dopo volevo chiedergli anche un'altra cosa. Mi è morta la sorella e sono stato a casa. Col contratto globale sono coperto o no? Che non ci capisco niente di questo contratto globale. Appunto, bisogna capire in che cosa consiste, che tipo di contratto può essere. Paga globale, c'è dentro tutto, prendi 9 euro all'ora e c'è dentro... Ma in che scusi, settore? In che settore lavora lei? Come si dice, faccio pannelli per le navi. Sì, quindi lavora per una cooperativa? Sì, cooperativa. Sì, quindi è contratto cooperative. E che poi dovrebbero anche eliminare questi tipi di lavori qua, che le cooperative sono solo delle fregature e basta. No, non è Purtroppo non è che le cooperative sono una fregatura e basta. Purtroppo ci sono degli appalti, subappalti e non c'è la congruità dell'appalto, quindi ci sono questi stipendi bassissimi dove lei all'interno della busta paga si ritrova che le pagano le ferie, le pagano ti pagano il tutto, TFR, ti pagano ti danno tutto. 9 euro all'ora, Sì, è ti finito sembra... il contratto, arrivederci e grazie, e se questa è maniera di lavorare io non lo so. Sì, noi siamo veramente molto, come parte sindacale, siamo molto contrari a queste forme Dovrebbero eliminare questi contrattuali. contratti Comunque globali, la perché non ti puoi malattia... permettere di stare a casa, non hai ferie, se non vai a lavorare non sei pagato, cioè se ci sono festività tipo adesso, Santo Stefano, queste cose qua, non sei pagato, cioè non sei tutelato in niente. E quindi Perché è già tutto compreso nello stipendio che prende. nello stipendio che lei prende. La malattia comunque è pagata dall'INPS, è pagata, e Ma mentre... è perché mi hanno detto un mio collega di lavoro, mi ha detto che i primi 3 giorni non sei pagato. Allora su 5 giorni che mi ha dato il medico... ne pagano 2. Ah, solo 2 giorni e gli 2 altri giorni. giorni li perdo allora. Se non c'è una contrattazione, un accordo tra la sua, penso cooperativa a questo punto, e un accordo di secondo livello dove c'è un riconoscimento anche delle altre giornate di lavoro, cioè di malattia. Bene, queste sono cose che bisogna combattere perché per dirti sono stato male,
un mese fa, adesso devo vedere se vengo pagato quando mi prenderò i soldi. Esatto. Sono proprio, questo è il lavoro povero, considerato il lavoro povero. È normale che la gente Sì. non vuole andare a lavorare. Fanno questi lavori qua. Lavoro ce n'è, sì, però neanche essere sfruttati in questa maniera. Sì. Cioè praticamente lei lavora 8 ore, le sembra a fine mese di prendere uno stipendio medio, uno stipendio medio Alla fin perché fine, se sì, prendo 9 però euro, alla fin fine, se prendo 9 euro all'ora, 9 euro all'ora. non sono 9 euro perché dentro c'è tredicesima, sì, c'è tutto, TFR, C'è c'è tutto. tutto. c'è tutto. Quindi per cosa lavoriamo? Per 4 euro, 5 euro neanche? Esatto, sono dei contratti camuffati. Queste cose qua dovrebbero lì, la finanza dovrebbe andare a fare strage. Ma ci sono dei controlli, ci sono dei controlli, ci sono dei controlli dell'ispettorato del lavoro, ci sono dei controlli anche della finanza per controllare che il lavoro e il contratto che viene utilizzato da questi datori di lavoro sia riconosciuto e depositato. Sì, ho capito. Per quanto riguarda che è morta mia sorella, Che io dovrebbe dove avere lavoravo una volta avevi diritto a 5 giorni di stare a casa. No, ci sono 3 giorni, 3 giorni per Sì, 3 giorni. per il lutto però familiare. bisogna sempre vedere nel contratto che lei ha firmato. Mamma mia. Eh, È normale che... no, Sì. chiudi. Va bene. Boh, la malattia comunque sono coperto, io ho fatto 5 giorni. La malattia, sì, Sì, però come le dicevo, sempre in base al suo contratto di lavoro, io adesso non ho il suo contratto perché cambiano da contratto a contratto quello che lei ha firmato, vengono riconosciute, cioè lei è riconosciuto le 5 giornate, però a livello di stipendio bisogna vedere se i primi 3 non vengono Deve leggere sulle clausole retribuiti. praticamente. Sì, ma ti mettono le clausole talmente in piccolo che uno gli passa Però la prima voglia di firmare leggere. bisogna sempre dare una Esatto. controllata. Sì. Lei provi Ti a danno- controllare, va bene? io ho un'enciclopedia di fogli da controllare, Ecco, ma sono scritti più piccole Ah, una sì. sommità. Comunque se ha bisogno passi nei nostri uffici in modo che vediamo anche insieme il suo contratto, vediamo che cosa Va possiamo bene, fare. Va bene. la ringrazio. Prego. Grazie a Grazie, lei, arrivederci, buonasera. grazie. Vorrei sapere dalla signora che ha lavorato all'INPS, questa è per te, guarda, è per te. 2 cose. Chi prenderà per la prima volta l'assegno pensionistico a gennaio 2023? Avrà l'aumento del 7,3%? La perequazione del 7,3% lorda in realtà non è reale per nessun pensionato perché con un lordo più alto ci sono minori detrazioni e se non viene aggiornata la formuletta di calcolo si perde sempre parte della perequazione. Quindi, Molto attenta, molto sì, attenta. sì, O attento, non so sì, se sia... sì. Quindi sì, è da gennaio, quindi se va da gennaio la perequazione non ce l'ha. Quindi poi anche la pensione sarà provvisoria, quindi successivamente verrà ricalcolata. Poi dice con gli aumenti Sì. non dovrebbe, perché alla fin fine aumentando la pensione scattano, le detrazioni calano, l'IRPEF viene un pochino più alta, quindi chiaramente può essere che non si trova neanche l'aumento reale del 7,3%, perché effettivamente è così. Perché è soggetto a tutte le tasse, perché parliamo sempre di lordi, quindi viene applicato sui lordi, non sul netto. E quindi? E quindi realmente è così, sì. E quindi l'aumento... L'aumento, non sì, si vede. se fa scattare poi lo scaglione è ancora peggio, perché una trattenuta più alta. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono la signora Maria di Cividale. Buonasera signora Maria, prego. Io volevo chiedere un'informazione. Mio marito prende 900 euro di pensione, paghiamo 550 euro di affitto. Ho fatto già 2 volte la domanda di reddito di cittadinanza perché io non lavoro e sono anche, ho il diabete e sono senza un rene per l'asportazione di un tumore.
Mi hanno dato 80 euro di reddito di cittadinanza e dopo mi hanno detto che non ne ho più diritto. Come mai? Perché va in Ecco base al reddito complessivo della famiglia. Perché se supera i 9.000 euro di reddito col marito, lei poi non ha più diritto al reddito di cittadinanza. Ha capito, Ma signora? perché mio marito ha solo quel reddito, dovrebbero scontare anche l'affitto? No? No, No. non viene scontato, no, l'affitto, No. cioè non viene calcolato. Lei può chiedere per l'affitto, può chiedere al comune di Cividale, quando escono i bandi, un contributo per l'affitto, in modo da diminuire la retta, cioè il canone mensile. Ah, ho capito. Sì, quello vengono fuori ogni anno questi bandi per ridurre i canoni di affitto delle abitazioni. E quindi provare a fare domanda. Fare la domanda. Almeno per togliersi, no, un po' Sì. di spese. Perché il mio ISEE risulta di 6.200 euro. Ma fa cumulo con quello del marito, perché voi siete un unico nucleo familiare. Sì, Lei, ma io lei non capisco. lei non vive da sola? Sì, però vivo con la pensione di mio marito, solo Sì. quello, io non ho niente. Ma quindi l'ISEE è per la famiglia, cioè per il nucleo? Sì. Sì. Ha fatto È di l'ISEE? 6.200 euro. Allora, se lei ha un ISEE di 6.700 euro, ha diritto a una quota di reddito di cittadinanza. Se gliel'hanno tolto, lei ha richiesto il perché, ha rivisto come mai gliel'hanno tolto? Adesso guardi, io ho provato in tutte le maniere, adesso ho parlato con una vostra collega che mi ha dato appuntamento in via Libertà Cividale per l'11 di gennaio per rifare l'ISEE, perché io non ero mai andata al patronato, ero andata da un'altra parte. Sì, sì, perché lei adesso rifà la domanda di, fa l'ISEE, no? Poi fa la domanda di nuovo del reddito di cittadinanza, però si ricordi che con la nuova finanziaria, la finanziaria che verrà votata, il reddito ce l'avrà se ha diritto solo per 7 mesi, fino a luglio. Dopo si vedrà. Dopo Sì. si vedrà. Dopo si vedrà perché cambieranno le norme. Sì. Va bene, Va bene? vi ringrazio e buon Gra- fine anno. buon Grazie, fine anno anche a lei. anche a lei, buonasera. E dobbiamo andare in pausa, ci vediamo fra poco. Vediamo al volo un po' di messaggi. Confermo che sopra i 2100 circa non ho ricevuto la perequazione. Ecco. Giusto, esatto. Poi ci fa gli auguri, buon fine e nuovo anno. Poi chiedo alle esperte una sintesi delle novità sull'opzione donna se entrano in vigore dal 2023 e se ci sono i margini di correzione, considerato i paletti che verrebbero introdotti. Grazie Natalia. Bene. Possiamo Opzione rispondere a donna. Natalia che abbiamo già in previsione il tavolo a livello nazionale il 19 gennaio proprio anche per richiedere delle modifiche all'opzione donna che, come dicevo prima, la trovo abbastanza discriminante per le donne che già ci perdono soldi quando scelgono questa opzione e perdere anche anni perché non hanno figli, cioè più di così cosa devono toglierci ancora? Vabbè, le categorie queste che possono rientrare sono solo 3, poche, Solo tre, perché sì, poche. invalido, caregiver e poi Sì, azienda in sì. crisi, sì, è già poco.
Beh, l'importante è almeno che ci sia per l'azienda in crisi, perché Sì, per un disoccupato azienda in crisi va altrimenti bene, ti sì, immagini, diventa no? Si sì. creano Disoccupato. ancora esodati. Sono un pensionato residente in Friuli Venezia Giulia, ho 2 pensioni, una italiana di 450 euro e una svizzera di 700 euro. Ho diritto all'aumento della pensione italiana a 600 euro oppure viene accumulata a quella svizzera? Vi ringrazio. Viene accumulata quella svizzera perché non è più il trattamento minimo, perché quella più quella fanno superare i 5,25, quindi chiaramente quindi non può averle. 600 euro di. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, dottoressa Gregorata, lei è il suo studio. Buonasera. Lei mi riconosce, vero? Mi Io pare. chiamo da Malisana, dall'ultimo Ah, paese di questo mondo, perché la noi non signora di siamo Malisana. ascoltati. Ecco. Ho chiamato, intanto le faccio gli auguri. Auguri anche a lei, grazie. Le ricambio. dico, le volevo chiedere alle signore Sì. presenti perché ci sono dei contributi regionali per gli invalidi, che poi questi contributi ho chiesto anche alla Camera del Lavoro di Cervignano, qualcuno dice che vanno alle case di riposo, qualcuno dice che vanno alle assistenti sociali, alla fine questi sono molti soldini della legge 68. Vorrei chiedere a queste 2 signore di questa legge dove vanno a finire questi contributi, se sono borse lavoro, se sono assistenze o se sono dei buoni spesa che vanno dove vanno. Sì, vorrei sapere che a quella fine Signora, questa legge degli invalidi forse qualcuno beneficia. Un abbraccio, buonasera. Buonasera. E Mandi, grazie per aver chiamato. Allora, Renata? no, ma non ho capito la domanda, scusatemi. Dove vanno a finire? No, perché la signora di Malisana, che se non sbaglio è vicino a Torviscosa, è una frazione di Torviscosa. È una frazione di Torviscosa, è un bel paesino. Cioè, non possiamo dire che non sia un bel paesino. No. Però, sai, le persone lì si sentono un po' la signora trascurate. ha chiesto tante cose e per questo lei ha già chiuso la linea, ma volevo capire a cosa era interessata, se lei è disabile, cosa usufruisce, se ha qualche anziano all'interno della casa di riposo, perché lei parlava anche dell'aiuto alle rette nelle case di riposo. Poi quest'anno la nostra regione ha rimesso mano alla legge sulla disabilità e finalmente non si chiama legge handicap, ma legge di disabilità, perché ha recepito anche le normative europee. Poi la signora parlava di assistenti sociali, dei bonus, il bonus spesa. Ed è per questo lei ha chiuso subito la telefonata, ma ha fatto tante richieste ben specifiche che mi dispiace che ci ha lasciato, perché poteva iniziare un bel dialogo con la signora con tutte le richieste che ci ha fatto. E quindi magari la prossima volta, signora, ben venga la sua telefonata, così ci chiariamo, perché sono diversi capitoli che lei ha toccato. Ecco, bene, manca poco più di un minuto alla fine della trasmissione. Tu dovevi finire di parlare del Ma io del volevo reddito di parlare un po' cittadinanza, no? anche Però- del reddito di cittadinanza, perché così velocemente. come è impostato come CIS non ci piace, perché il reddito, innanzitutto, il reddito non viene dato a tutti, perché innanzitutto bisogna avere 10 anni di residenza all'interno della nostra nazione e con 2 continuativi. In più, parlando del Friuli Venezia Giulia, sono veramente pochissime le persone che lo richiedono. Dagli ultimi dati siamo sopra i 12.000, in provincia di Udine sono 3.680, quindi sono veramente pochi, e bisogna ricordarsi che il 60% di chi richiede il reddito di cittadinanza non può essere reinserito nel mondo del lavoro.
Quindi questa misura di sostegno è veramente una misura di sostegno alla povertà o al lavoro povero, perché chi ne fa richiesta è perché lavora come il signore che parlava prima di questi contratti globali, perché lui prendeva 9 euro all'ora. Ci sono contratti che prendono ancora meno di 9 euro all'ora e quindi ci sono proprio questi lavoratori che fanno la richiesta del reddito di cittadinanza per poter avere un'integrazione e uno stipendio per uscire proprio dalla povertà. Siamo arrivati alla fine. Dispiace, faremo nella prossima puntata, nel 2023, ricominceremo col lavoro povero e col reddito di cittadinanza. Quindi quello che chiediamo noi a questo governo, se si vuole togliere il reddito di cittadinanza, che cosa mettiamo al posto del reddito? Perché noi come Friuli Venezia Giulia eravamo una delle regioni che siamo partite per prime nel 2016 con una misura a sostegno della povertà. Comunque alla prossima puntata col nuovo anno. Bene. Volevo fare gli auguri anche a tutte le persone che ci hanno mandato gli auguri. Buon inizio. Ecco, auguri anche a tutti, grazie a chi ci ha inviato gli auguri via SMS, auguri a tutti, auguri a voi. E auguri ai nostri amici telespettatori, ci vediamo il nuovo anno, mercoledì prossimo, puntuali alle 18:15, sempre in diretta dai nostri studi. Arrivederci al 2023. Arrivederci. Arrivederci. In collaborazione con FNP CISL Udine.